Perché siete qui oggi? Oggi siamo qui in un corteo di opposizione al governo come studenti e studentesse per dire che siamo stanche di vivere sotto un diritto allo studio che non è assolutamente tutelato, che non tutela la nostra salute mentale, di fronte a un governo che chiaramente non ci vede come una priorità. Violenza dettata da necessità oggettiva, quella di poter campare. Sono scesi in piazza in 300, invasione pacifica delle strade di Padova della rete degli studenti medi in protesta contro il governo che dalla stazione hanno raggiunto il portello. Scortato dalle forze dell'ordine, il corteo, rumoroso e colorato, ha creato qualche rallentamento in punti nevralgici della città. Il 17 è anche la giornata nazionale delle studente e quindi il 15 era il primo giorno utile, abbiamo deciso che era necessario scendere in piazza. Una particolarità però che stiamo continuando a ripetere di questo corteo perché ci sembra fondamentale è quella che siamo riuscite a far sì che si desse un corteo compatto di due realtà che sono il coordinamento studenti medi e la rete degli studenti medi, che anche seguendo il contesto che si è dato per quanto riguarda anche il dissenso rispetto al DDL sicurezza, che è un percorso compatto e collettivo che mette insieme tante realtà e tante istanze per dire un no netto a questo governo. Nascere il principio come un'opportunità e una sorta di orientamento al mondo del lavoro. Sul volto hai due segni rossi. Sono un segno di lotta anche un po' figurativo con il rosso che può ovviamente cambiare anche valore che gli dai in base alla piazza, se è un femminicidio magari rappresenta il sangue delle nostre sorelle che vengono uccise o se no il sangue delle studente che stanno morendo davanti alle scuole e dentro le scuole per colpa di questo sistema. Il simbolo rosso, il fazzoletto rosso, noi ci facciamo chiamare la generazione del fazzoletto rosso, abbiamo scelto questo simbolo e i simboli sulla nostra faccia lo richiamano perché abbiamo scelto un simbolo che prima di tutto rappresenta il fatto che come studenti e studentesse siamo uniti e soprattutto il fatto che appunto siamo stanchi e vogliamo far sentire la nostra voce.